massima solidarietà al presidente Luca Zaia e massima solidarietà nei confronti di tutti quegli amministratori che vengono quotidianamente bersagliati da offese, minacce, semplicemente perché stanno svolgendo il loro lavoro. Dice di parlare sia a titolo di sindaco che di cittadino Mario Conte, che così solidarizza con il governatore Zaia, oggetto di pesantissime minacce, frasi pesanti di morte che tracciano un clima pesante più volte sottolineato dallo stesso governatore, che in queste ore preferisce non rilasciare dichiarazioni pubbliche con le indagini affidate alla polizia postale. Che ci siano delle tensioni sociali è del tutto evidente, non ce la si può però prendere con tutti quegli amministratori onesti che stanno in realtà lavorando per il bene della comunità. Tanti gli amministratori del territorio che si sono mossi in tutta la Marca. Massima solidarietà al presidente Luca Zaia, che comunque sta gestendo questa emergenza in prima persona e veramente H24, quindi massima solidarietà, e persone di questo tipo veramente non meritano nemmeno un accenno sotto il profilo della irresponsabilità che hanno. Messaggi di solidarietà sono arrivati dai colleghi governatori di regione, dai sindacati, il fronte è bipartisan. Solidarietà al presidente Zaia per le notizie di minacce assolutamente irricevibili. Abbiamo bisogno di un clima di serenità anche quando c'è da discutere nel merito e come sapete il dibattito tra governo e regioni è un dibattito talvolta acceso, ma tutto all'interno di una normale linea democratica.